Prima di lasciare la conduzione alla giornalista o capo redattore del Popolo, il giornale diocesano, Venturin, a nome di coloro che hanno promosso questo incontro, porgo saluto ai candidati sindaci che sono venuti e a tutti voi, i promotori. Come forse avete visto, sono le parrocchie del comune di Portogruaro, si sono unite delle associazioni AGESI e LACI, le settimane sociali e poi incontri ecclesiali di impegno civile e politico. Come è nato questo incontro? Quest'anno nella diocesi di Concordia Frosinone c'è una tematica che ha come titolo Presenti per il bene comune, che è il punto di riferimento per la riflessione e anche per trovare delle iniziative. Credo che questo incontro faccia parte di questa attività, diciamo, la chiamiamo pastorale, con presenza non solamente nell'ambito ecclesiale, ma presenza là dove vive l'uomo, e quindi presenza nella famiglia, presenza nel lavoro, presenza nel territorio, nella città e quindi nella politica. Ecco, ben sapendo che la Chiesa non è un agente politico come gli altri organismi, per via del principio date a Cesare quello che è di Cesare, da Dio quello che è di Dio. O comunque ogni problematica che investe l'uomo sicuramente non può lasciare indifferente la comunità ecclesiale che poi vive dentro la città. L'altro aspetto, noi intendiamo per bene comune, non il bene di ciascuno, con la somma dei beni di ciascuno, ma il bene di ciascuno e il bene di tutti, quindi con un'altra prospettiva. Allora, l'incontro di questa sera ha la funzione di rendere copartecipe la cittadinanza oppure la comunità dei credenti o meno, e di trovare un motivo, una partecipazione che diventi poi entrare dentro le varie problematiche della nostra città. Un grazie ai candidati che hanno accettato, con l'augurio che diventi un confronto positivo e proficuo. Buona serata.